Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui con il sindaco di Fiesso, con il vice sindaco, l'assessore Elisa Roberta Marcato, con il professor Simonetti e parliamo dei grandi festeggiamenti, della grande iniziativa che il Comune, con l'espressione ovviamente della Giunta dei consiglieri comunali di Fiesso, ha diciamo così, dato vita alla celebrazione del millenario di Fiesso d'Artico. Di questa storia poi ce ne parlerà il professore. Allora, a me piace così un po' ricordare, appartenendo per nascita alla Riviera del Brenta, che in origine Fiesso si chiamava solo Fiesso, da flexum, cioè la curva, che poi vedete anche richiamata nella locandina, perché il paese di Fiesso sorge su un'ansa formata dal Brenta. Allora risaliamo ad una delibera del Consiglio Comunale del 1867 per vedere aggiunta alla parola Fiesso quella di Artico. Artico era un soggetto fisico in quanto è il nome del magistrato alle acque di Venezia, Angelo Maria Artico, che fece un'ultima deviazione del Brenta proprio per salvaguardare il paese dalle inondazioni. Poi, dicevo prima, è un paese che già all'epoca aveva una forte risonanza, una forte importanza religiosa, perché dipendeva dal monastero di Sant'Ilario, quel famoso monastero che si trova a Dogaletto, dove adesso si sta lavorando per recuperarlo come sito archeologico. Poi, che dire, Fiesso è la patria delle nostre ville, le ville della Serenissima, che col tempo hanno abbellito ulteriormente questo già ridente paese. Ma io vorrei estendere il mio personale ringraziamento come Presidente della Commissione Cultura a tutta l'amministrazione, al sindaco Marco Cominato, al vice sindaco, ma alla giunta tutta, per l'attenzione nei confronti di queste celebrazioni, perché 1000 anni di storia sono tanti e soprattutto con questa celebrazione viene riportato alla memoria proprio quelle che sono le radici, quella che è l'identità, che è una parola a me molto cara, perché non esprime un concetto semplicemente politico, ma l'identità è importantissima perché ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. Quindi parla delle nostre radici, ci ricorda la storia e ci ricorda tutto quello che i paesi, oggi parliamo di Fiesso, quindi in modo particolare, che cosa ha rappresentato la storia, le vicissitudini, la presenza delle ville, le inondazioni, i continui conflitti con il vicino territorio padovano e tutti questi fatti vengono narrati, poi ce ne parlerà il professor Simonetti che si è fatto carico dello studio di questo importante documento da cui appunto ricaviamo che risale nel 1025, quindi ecco perché i 1000 anni. Allora io non mi voglio dilungare oltre e chiamerei qui il vice sindaco, l'assessore Roberta Marcato. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Allora, innanzitutto per Fiesso d'Artico è un evento importantissimo in quanto regaliamo a tutti i nostri cittadini un evento che ricorda appunto i 1000 anni di Fiesso d'Artico. Ringrazio appunto la Commissione Cultura e la Presidente Francesca Scatto per questa grandissima opportunità
in quanto dà modo di poter rendere a tutti i nostri fiessesi un omaggio del nostro territorio. Volevo inoltre ringraziare il nostro dottor Peron del nostro socioculturale, del nostro settore socioculturale, il nostro sindaco, tutta la giunta comunale, l'agenzia marketing e comunicazione Evolut Media che si sta occupando di tutto l'evento che si svolgerà il 6 di settembre alle ore 20 presso i giardini comunali, il dottor Simonetti come storico che poi, come già evidenziato dalla Presidente Scatto, avrà modo di esemplificare tutto l'atto per il quale abbiamo appunto creato l'evento. E in questo momento do la parola al Sindaco. Buongiorno a tutti e grazie. Ringrazio in primis il Presidente della Sesta Commissione Cultura, Francesca Scatto, grazie ancora per l'opportunità. Alle 8 del mattino del 6 ottobre 2025 venne redatto un atto notarile d'acquisto tra il priore Ilariano Bono del cenobio di Sant'Ilario, un monastero benedettino situato ai margini della laguna, tra Gamba Rara e Malcontenta, e la contessa vedova Edvige Gigerardo, che vendette per 1700 libbre di denari d'argento veronesi un territorio molto grande, che va da Flexo, Fiesso, Fossolovara, Perarolo e Peraga. Ma io inviterei qui lo storico Emi Simonetta, storico con dottorato di ricerca in storia medievale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze di Storia e della Documentazione Storica, con tesi dal titolo Terre mobili, confini, conflitti nel basso corso del Brenta in età medievale e realizzatore anche del libro in collaborazione con Dario Canzian, il volume Acqua e territorio del Veneto medievale. Inviterei qui lo storico che ci dà un inquadramento dell'avvenimento e pregherei la regia di inviare il manoscritto. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio naturalmente per l'invito che mi fa molto piacere. Allora, il sindaco diceva 6 ottobre 1025, una data apparentemente insignificante nel contesto della grande storia globale, ma importantissima per la comunità di Fiesso d'Artico, poiché proprio a quella data risale la prima menzione di Fiesso, Flexo, in un documento ufficiale, ossia appunto il citato atto custodito presso l'Archivio di Stato di Venezia, col quale la contessa Edvige o Advica, vedova di Ingelpreto, conte, assieme al figlio Ingelpreto, vendeva a Bono, abate di Sant'Ilario, 44 massarice e altri beni posti tra Fossalovara, Perarolo, Peraga e per l'appunto Fiesso. Non si tratta ovviamente di un atto di nascita. La comunità organizzata di Fiesso esisteva chiaramente già da prima, con una sua identità ben definita. Infatti non viene citata come locus dictus, ma proprio come flexo. L'atto è importante per molti motivi. Anzitutto perché vede agire soggetti di altissimo livello sociale, una contessa trevigiana e l'abate di un monastero già allora potente e destinato a diventare ancora più potente nei secoli seguenti. Un monastero col quale la comunità di Fiesso resterà a lungo in contatto, grazie a un altro elemento che ne caratterizzerà e caratterizza anche oggi la storia, ossia la via navigabile della Brenta, una vera e propria autostrada d'acqua che collegava l'entroterra, e in particolare la città di Padova, a quello che sarebbe diventato in progresso di tempo uno dei più importanti mercati a livello, possiamo dire, mondiale, Venezia. E proprio tra questi due poli, Padova e Venezia, si sviluppa per l'appunto la storia di Fiesso. Fiesso, testimone anzitutto della progressiva espansione in terraferma della città lagunare, dapprima attraverso l'acquisto da parte di monasteri e di potenti famiglie veneziane di beni fondiari, come appunto quelli ceduti nel 1025, fino alla definitiva acquisizione del territorio di Fiesso al territorio veneziano in seguito alla caduta della signoria carrarese nel 1405. Una lunga storia, 1000 anni, una storia di operosità,
di produzione di fiorenti commerci, appunto lungo l'asta fluviale della Brenta, di importanti interventi idraulici realizzati sia da Padova che da Venezia e da quella figura che poi dà il suo nome attuale alla comunità di Fiesso d'Artico, appunto, Angelo Maria Artico, avvocato fiscale del Magistrato alle Acque. Interventi che hanno plasmato quella che oggi è la splendida riviera del Brenta che tutto il mondo ci invidia. Professore, prima di lasciarci un attimo, volevo dire che cosa le ha, cioè quali emozioni ha provato nel ripercorrere la storia di questo paese, che è comunque un paese che si staglia proprio su una delle zone, come diceva lei, più belle della nostra riviera? Beh, ricostruire e studiare la storia di un paese, di una località è sempre un'emozione, ci porta in contatto con persone che non ci sono più, in questo caso da un millennio, appunto da diversi secoli, ci porta a conoscere la consistenza, le attività che si svolgevano in queste località. Questo, come dicevo, non è un atto di nascita, probabilmente appunto la comunità di Fiesso esisteva già prima, però è il più antico documento che ci è arrivato ed è importantissimo, appunto. Su questo mi viene in mente una battuta di Alessandro Barbero, un noto medievista e anche poi come dire, divulgatore anche a livello televisivo. Diceva: noi storici scriviamo libri e sembra che sappiamo tutto del passato. In realtà, dice Barbero, sappiamo pochissimo, perché scriviamo la storia, studiamo la storia sulla base dei documenti che ci sono pervenuti, e per questa altezza cronologica, XI secolo, non sono tantissimi. Quindi ecco, avete come comunità di Fiesso d'Artico un documento prezioso per la comunità di Fiesso, ma prezioso per tutti noi che come dire, ci appassioniamo alle vicende del passato. Grazie professore. Bene, Sindaco, se vuole chiudere. Grazie, adesso torniamo alla giornata del 6 settembre, è giusto ricordare questo evento per noi, comunità fiessese, facenti parte dei comuni affacciati sulla Brenta, la riviera del Brenta, con le sue peculiarità culturali, che non è sempre stata esplorata come merita. In fondo c'era prima di Venezia, come testimoniano le rimanenze storiche. Il 6 settembre inaugureremo l'anno del millennio, con un evento festoso sulle rive del Naviglio, il concerto del Conservatorio Pollini di Padova, con il contributo del Coro Voci della Riviera e le testimonianze appunto dello storico Simonetti. Già con i commercianti abbiamo condiviso e affiggeremo nelle loro vetrine il logo originale ed autentico, nato dalla creatività e collaborazione degli studenti dell'Istituto Musatti, che premieremo, e che è questo che vedete, verrà affisso in ogni attività commerciale, in ogni esercente. Il logo è stato pensato dall'Istituto Musatti e ringraziamo gli studenti con i quali abbiamo collaborato e che premieremo in quel giorno lì. Nel corso dell'anno ci saranno un sacco di attività collegate all'evento con le nostre associazioni e con le nostre conferenze sulla storia, con i nostri esperti di storia locale come Baldanca, Nato, Pampagnin e molti altri. Accenderemo un settembre caldo di eventi con le nostre rievocazioni medievali storiche e anche con la 20ª edizione del Palio de Ruzzante, sempre lungo le rive della Brenta, dove la nostra comunità è nata. Ringrazio ancora il Presidente della Sesta Commissione Cultura per questa opportunità che è importante per Fiesso d'Artico, ma soprattutto per la Riviera del Brenta e per tutti i comuni che ne fanno parte. Grazie Sindaco, io volevo chiederle più che altro, perché quando si vedono le locandine è tutto pronto, è già fissata la data, ci sono gli eventi, ma quando avete iniziato come amministrazione a pensare a questo importante evento per festeggiare
i 1000 anni, sì, diciamo 1000 anni, professori, in realtà sono molti di più, però diciamo da quando abbiamo questo documento appunto storico che risale al 1025. Allora io ringrazio per la domanda, perché dà anche giustizia al lavoro che si fa dietro le quinte. Noi ancora nel 2022, quindi parliamo di quasi 3 anni fa, abbiamo redatto un libro insieme a uno scrittore locale che è Vittorio Pampagni, che è Piccola storia di Fiesso d'Artico, nel quale sono riportati tutti gli avvenimoti importanti del nostro territorio e dove inizia proprio con la descrizione di questo atto. Poi nel corso degli anni con l'assessorato alla cultura abbiamo coinvolto le scuole, in primis il Dipartimento di Progettazione Grafica del Musatti, con il suo preside e tutto il comprensorio, con le scuole elementari nostre, con il comprensorio Alvise Pisani. Nel corso dell'anno verranno fatte con le maestre e i ragazzi dei laboratori ad hoc. Diciamo che effettivamente noi siamo da 1 anno e mezzo che ci stiamo come una tesi di laurea, da 1 anno e mezzo, e abbiamo iniziato nel 2022, però da 1 anno e mezzo che stiamo lavorando, soprattutto anche grazie all'apporto di Evolut Media, che dal punto di vista della comunicazione è efficace e comunicativo. Sì, no, ho voluto fare questa domanda perché alle volte non si pensa mai al lavoro che c'è dietro le quinte, no? Uno se ne esce, fa un post, fa l'articolo sul giornale e viene magari, passa la notizia così in sordina. E invece io credo che questo tipo, proprio questi eventi nei territori abbiano una particolare peculiarità che non dobbiamo mai perdere. E qui mi ricollego al discorso sull'identità, e cioè si chiama fare comunità dove ognuno mette il proprio talento. Qui abbiamo visto i ragazzi del Musatti che mettono a disposizione, e li vedo spesso tra l'altro in azione, poi la pubblicazione che è stata divulgata nelle scuole, quindi altra cosa molto importante. Dovremmo Poi anche, scusami Presidente, tutti i ristoratori che il 6 settembre, dopo le celebrazioni, esporranno i loro prodotti e potremo assaggiare le prelibatezze della nostra Riviera del Brenta la stessa sera. E tutto questo è meraviglioso perché, ripeto, vuol dire fare comunità e soprattutto rinnovare quel senso di appartenenza che molte volte, specie ultimamente, magari si perde. Quindi io nel salutarvi non posso che esservi grata veramente come Presidente della Commissione Cultura per questo importantissimo momento che tra l'altro rilancia anche quella che è la vita e il turismo nella nostra Riviera del Brenta. Grazie a tutti.